Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Squadre del Veneto stanno ancora raggiungendo, altre ovviamente sono già arrivate in Emilia-Romagna, squadre della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco dal Veneto, in Emilia soprattutto a Ravenna nel Bolognese per la disastrosa alluvione che ha causato danni incalcolabili. Si sta facendo la conta dei danni in queste ore. Ovviamente il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini ha chiesto lo stato di emergenza, lo stato di calamità e la situazione di centinaia di famiglie è drammatica e ricordiamo le alluvioni del 2010 e del 2012 del Veneto, stessa situazione, vediamo queste sono immagini che arrivano da Faenza, città e paesi completamente allagati, case distrutte dall'acqua, in alcune abitazioni l'acqua ha raggiunto i 3 metri, nei primi piani, queste erano immagini del quotidiano nazionale, altre ne vedremo più avanti e vedremo di fare il bilancio di quello che è successo causa il maltempo. Tra poco ci collegheremo con Anna De Roberto per il duplice omicidio di Paese e siamo in provincia di Treviso. Un metronotte ha ieri sparato contro il fratello e la cognata che erano seduti a tavola nella loro azienda agricola, ha sparato 14 colpi e purtroppo due vittime e l'assassino che si è costituito ai carabinieri. Prima di collegarci con Anna De Roberto ricostruiamo la vicenda in questi servizi. I colpi, una decina, sono stati esplosi poco dopo le 13, una raffica che si è rivelata mortale per moglie e marito, Rossana Trento, 56 anni, e Lino Pestrin, 63. A ucciderli il fratello di quest'ultimo, Massimo Pestrin, 51 anni, da pochi giorni metronotte, dopo anni trascorsi nel settore della rappresentanza farmaceutica. Il massacro con la pistola regolarmente detenuta all'interno dell'azienda agricola di famiglia è portata avanti da generazioni, ora nelle mani di Lino e di un altro fratello, Giancarlo. Moglie e marito sono stati aggrediti mentre stavano pranzando nel cucinino, proiettili inesplosi sono stati trovati anche nel cortile, i primi rilievi non lasciano spazio a troppi interrogativi. Diciamo nella parte alta del busto, poi il medico legale sta ancora lavorando, i rilievi sono ancora in corso, quindi insomma non possiamo essere, sicuramente sono più dentro casa, sì, erano al tavolo, presumibilmente stavano mangiando, si stavano attingendo. Questo non lo possiamo sapere, sicuramente le due vittime erano sedute al tavolo. Gli spari scuotono la normalità solo apparente di un primo pomeriggio come altri in via Monsignor Breda sul confine tra Paese e Quinto di Treviso. Sarebbe stato lo stesso Massimo ad allertare i carabinieri confessando il duplice delitto subito dopo. Anche lui inizialmente si è assunto la responsabilità del fatto, sono cose che poi, come stavamo precedentemente dicendo, vanno verificate, ci sono accertamenti istruttori, il quadro porta a questo. L'allarme è stato dato sia dalla persona che ci sono giunte altre comunicazioni che stiamo verificando, sentendo le persone che hanno udito i colpi d'arma da fuoco. Sembra comunque che Massimo si fosse trasferito da poco nella casa di famiglia, poche settimane forse per avvicinarsi al nuovo lavoro. Doveva essere una sorta di punto d'appoggio, forse è stato il detonatore di vecchi e mai sopiti dissidi familiari. Questa la pista seguita dagli inquirenti. Quella più credibile al momento è questa, ma è in corso di valutazione, ma sembrerebbe questo insomma il percorso, è il movente. Per tutto il pomeriggio sul luogo del massacro conoscenti ma soprattutto familiari, quella Pestrin è una famiglia numerosa, 6 tra fratelli e sorelle, tutti increduli di fronte al dramma. Pare che l'assassino avesse grossi problemi economici, che fosse in uno stato di depressione per causa della separazione dalla moglie. Molto spesso questi raptus sono provocati da una serie di problemi che si accumulano, rimangono così sopiti per molto tempo e poi esplodono con un raptus omicida. In questo caso addirittura 2 le vittime colpite alle spalle mentre stavano pranzando nella loro azienda agricola. Sentiamo altre voci che sono state raccolte da Daniela Sizzia. È un fatto grave naturalmente, però è praticamente una cosa
inaspettata, però ho visto il carabiniere arrivare e adesso sono venuto qua un attimo, ho venuto qua vicino 1 chilometro e basta, tutto qua, non so altro. Sono nati qua tutti, sì, sono nati tutti. Io so che sono stati grossi lavoratori questi, sempre lavorato alla terra, mucche, sempre tanto. Una famiglia di lavoratori, quella dei Pestrin, conosciuta da tutti in questa zona tra Paese e Quinto di Treviso. La loro azienda si occupava principalmente di allevamento di mucche. 4 fratelli e 2 sorelle, oltre a Massimo, omicida reo confesso di Lino, anche Walter, Lucia, Agnese e Giancarlo. Lino e la moglie Rossana non avevano figli, 2 invece ne ha Massimo, che raccontano alcuni vicini di casa si era separato da qualche mese. Chi accetta di parlare racconta di relazioni normali, almeno all'apparenza. Come gente era buona, non ho mai trovato a dire niente. E hai mai sentito di litigi tra loro? No. Quindi i rapporti sembravano buoni? Buoni, Ma sì, faceva tutto, tagliava l'erba, faceva i letti, faceva pulizie, faceva tutto. Dopo non si sa. Lei ha detto che era una brava persona. Per me sì. Quindi era da un po' che Dentro si è pinto, sotto del quercio non si sa cosa che voglio. Capito? Sono una famiglia, non si sa niente. Insomma, le testimonianze dei vicini di casa, dei conoscenti, raccolte da Daniela Sizzia. Vediamo i titoli. Il titolo del Corriere della Sera di apertura, Corriere del Veneto: chi è il killer che ha sparato al fratello e alla cognata mentre stavano pranzando? E qui vedete l'assassino in sella a una sua moto potente. Paese: l'omicida aveva la pistola da circa 10 giorni, viene data dopo test severi. Era appena diventato metronote, era stato rappresentante di farmaci quest'uomo, e si pensa addirittura che ci sia la questione della premeditazione, che ci sia stata premeditazione, un'accusa grave. Vediamo se sarà dimostrata. Abbiamo sentito questa mattina il procuratore di Treviso Martani. Sentiamo. Allora, l'arrestato era estremamente freddo e lucido. Ha detto all'operatore che aveva ucciso suo fratello e sua cognata e li ha invitati a mandare al più presto un'autovettura di servizio, un volante, sul posto, dicendo che li avrebbe aspettati. Non ha fornito ulteriori particolari, ha dato le sue generalità che ho potuto ripetere. L'operatore voleva qualche particolare in più, ma lui insisteva dicendo di mandare un'automobile e poi ha chiuso la telefonata. Quindi, quando è stato poi arrestato, ha reso delle dichiarazioni spontanee? Successivamente ha reso delle dichiarazioni spontanee davanti al pubblico ministero, presente il suo avvocato difensore, di tipo confessorio, ha ammesso il fatto e genericamente il movimento è ricollegabile a quello che lui riteneva essere un complotto ai suoi danni, di cui facevano parte appunto il fratello e la cognata. Quindi lui ha detto di essere vittima di un complotto. Di essere vittima di un complotto. 17 colpi, la dinamica? 17 colpi, la dinamica adesso verrà ricostruita dagli accertamenti anche balistici, ma lui praticamente ha scaricato il caricatore della sua Glock calibro 9x21, l'ha scaricato addosso al fratello e alla cognata che stavano mangiando e quindi erano assolutamente impreparati a questa aggressione. Poi quanti colpi abbiano colpito l'uno e l'altro, questo lo cercherà l'autopsia, chiaramente non hanno avuto scampo. Non ha risposto al PM di turno? Allora, lui ha reso dichiarazioni spontanee, ma non ha ritenuto di rispondere all'interrogatorio, cioè non ha ritenuto di rispondere a domande specifiche che gli avrebbe fatto il PM. Domattina ci sarà una nuova opportunità di interrogatorio, perché il GIP ha fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto e per decidere sulla richiesta di misure cautelari presentata dal pubblico ministero, e in questa occasione potrà rispondere, ma potrà anche avvalersi della facoltà di non rispondere. Procuratore, domani, ecco. Lui guardia giurata da soli 10 giorni. Sì, 10 giorni che era in servizio. Un po' torna a questo tema delle guardie giurate. Torna, insomma. Non penso che si possa fare una generalizzazione, ecco.
Sicuramente aveva superato tutti gli accertamenti di idoneità psicofisica al ruolo di guardia giurata e al maneggio delle armi, perché chiaramente questi sono stati fatti, perché altrimenti non sarebbe stato assunto per un servizio di guardia giurata armata oltretutto. Ecco, scusi, l'accusa per ora qual è? È duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela con le vittime. Quindi avete sentito, duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, ha detto a Daniela Sizia, procuratore di Treviso, Martani. Andiamo subito in diretta da Anna De Roberto sul luogo della strage a Paese, nell'azienda agricola delle vittime. A te la linea, Anna. Eccoci direttore, buongiorno a te telespettatori. Pochissimi minuti fa è arrivato il sindaco di Paese Katia Oberti, è sceso dalla macchina accompagnato dal sindaco di Strana e sono entrati all'interno dell'abitazione. Il cancello lo vedete alle mie spalle, questa mattina era aperto ma poi è stato chiuso dai figli di Giancarlo, fratello di Massimo e di Lino, per evidentemente in qualche modo cercare di proteggere questa famiglia che è sotto assedio da ieri pomeriggio, anche insomma da parte di curiosi. Anche noi giornalisti in qualche modo abbiamo cercato di avvicinarci, abbiamo parlato, direttore, con un vicino che ci ha raccontato che questa azienda agricola aveva un debito di 200.000 euro perché avevano acquistato un macchinario, però non è detto che sia questo il movente, perché come forse avete sentito il procuratore Martani ha raccontato che Massimo ha riferito di sentirsi vittima di un complotto da parte del fratello e della cognata, quindi potrebbe esserci qualcosa di personale. Ricordiamo che Massimo era tornato a vivere da circa 5 mesi in questa abitazione dove vivono i due fratelli Giancarlo e Lino dopo essersi separato. La sua unione coniugale era terminata in realtà nel 2021, ma soltanto 5 mesi fa era venuto qui a vivere, quindi forse la convivenza non deve essere stata così semplice. Ci sono queste dichiarazioni che lui ha reso, poi noi abbiamo sentito anche l'avvocato Annalisa Zanin che incontrerà oggi nel primo pomeriggio in carcere Massimo. L'udienza di convalida dell'arresto si terrà domani. Oggi, come appunto vi dicevamo, l'incontro tra i due sindaci e Giancarlo e Martina, ci sono anche i nipoti, quindi i figli di Giancarlo qui nell'abitazione. C'è stato un lungo abbraccio tra i due primi cittadini che hanno dichiarato di non conoscere la famiglia Pestrin, quindi di non essere nemmeno a conoscenza se vi fossero dei dissidi magari legati all'eredità, proprio perché i due anziani genitori erano mancati poco fa. Quindi oggi l'incontro, cercheremo di sentire l'avvocato nel pomeriggio per capire quali sono le prime dichiarazioni che Massimo dal carcere ha reso. Sicuramente qualcosina ve la possiamo anticipare, ovvero che pare che Massimo Pestrin ancora non si sia reso conto che il fratello e la cognata non ci sono più. Ha premuto il grilletto, ma queste sono le parole dell'avvocato ovviamente, pare che ancora non abbia realizzato il fatto che entrambi siano morti, nonostante, come avete sentito, però c'è già la contestazione della premeditazione. Tra pochissimo dovrebbe uscire il sindaco. In caso, direttore, vi richiediamo la linea se riusciamo a farvi ascoltare le sue parole. Sì, Anna, grazie per ora, poi ci risentiamo. Volevo chiederti se pare sia stata questa miscela esplosiva, la separazione, le difficoltà economiche, i rapporti difficili con i parenti. È un uomo che tutti descrivono come una persona normale, quindi si può pensare ad un raptus omicida, una violenza scoppiata per evidentemente dissidi che riguardavano problemi di soldi o d'altro, no? Sì, l'atto di per sé può essere che sia stato un raptus, ma comunque è stata contestata la premeditazione, quindi è credibile che ci sia questo mix di rabbia e di rancore covato nei mesi, in questi 5 mesi di convivenza. Appunto Massimo, suo malgrado, ha dovuto lasciare l'abitazione in cui viveva con la moglie a causa di questa separazione, quindi era tornato a vivere con i fratelli, con questa azienda agricola che appunto, come abbiamo un po' scoperto,
appunto aveva accumulato dei debiti e poi c'erano dei genitori mancati da poco per i quali c'era ancora insomma da stabilire come dividere l'eredità. Come diceva appunto Christian Arboita nel servizio, è una famiglia molto numerosa, quindi sicuramente deve essere stato un mix che ha creato, no, questa rabbia molto forte. Tra l'altro Massimo era diventato guardia giurata davvero da poco tempo, quindi la pistola che ha fatto fuoco, che ha ucciso la coppia, era una pistola che lui aveva in dotazione davvero da poche settimane, quindi non era nemmeno come dire usuale per lui indossare una divisa ed avere un'arma, proprio perché era un lavoro al quale si era avvicinato soltanto da poco tempo. Senti Anna, che tu sappia, hanno dei figli, il killer e la moglie separata, hanno avuto dei figli? No. Sì, hanno dei figli, c'è un figlio minore. Quindi diciamo ci sono 2 figli. Le conseguenze anche per tutta la famiglia, sì, anche per sì, i bambini di queste famiglie dilaniate da questi problemi. Anna, grazie molte per ora, grazie. Sì. Se intercetti poi la sindaca, sì, ricollegati anche qui, grazie molto. A più tardi ad Anna De Roberto, inviata a Paese. E vediamo un altro caso di cui si è parlato e si sta parlando molto e attiene sempre alla sfera della disperazione, dell'esasperazione, dei problemi che affliggono tante persone, tante famiglie. Parliamo dell'uomo che ha tentato di uccidere e ha ferito gravemente l'avvocato di Oderzo, che lo assisteva, che aveva voluto rimettere il mandato, ed è scattata la violenza. L'uomo poi si è ucciso, ieri ci sono stati i funerali. È passato davanti alla casa dei genitori prima di arrivare in chiesa per l'ultimo saluto. A volere quell'ultimo omaggio i familiari di Giuseppe Silvestrini, il 53enne che il 24 aprile si è tolto la vita dopo aver ferito con diversi fendenti di coltello il suo avvocato Mary Zorz a Oderzo. E oggi pomeriggio nella chiesa di Baselghelle c'era chi l'ha conosciuto nella vita e nel lavoro all'Oras di Motta. Chiesa gremita ma interdetta a telecamere e fotografi. Ad accogliere la salma il parroco Don Ugo Cettolin, che nell'omelia ha chiesto con voce che tradiva l'emozione compassione e riflessione per il gesto estremo quanto disperato nella solitudine di Giuseppe. Molti lo avete conosciuto. Abbiamo accolto con tanta amarezza la notizia della fine della sua vita, improvvisa, drammatica. Certo, nessuno si aspettava questa decisione, ma nello stesso tempo sappiamo come dobbiamo accogliere la realtà e affrontarla come meglio possiamo. Poi l'invocazione letta dal fratello Renato per Giuseppe e i genitori che ha accudito per molto tempo, Gemma e Giacomo. Dona loro il riposo eterno e la tua pace. Aiuta anche noi a continuare la nostra vita con la protezione della Vergine Maria e la collaborazione delle persone buone che ci sono vicine. Ti preghiamo. Non ha partecipato invece alla cerimonia l'avvocato Zorz, ancora convalescente per le ferite subite. Al termine delle esequie, dopo un breve commiato da parte dei colleghi dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, la salma di Giuseppe Silvestrini è stata portata nel vicino cimitero, dopo che gli amici gli hanno tributato un ultimo saluto con il lancio di alcuni palloncini bianchi. Vediamo alcuni titoli del Gazzettino di Venezia. Una moschea nell'ex supermercato PAM. I residenti sono sul piede di guerra e qui siamo a Mestre. Elena e gli altri giovani che gestiscono i rifugi sulle Dolomiti, ecco perché abbiamo deciso di vivere nella natura. Storia che viene da Belluno. Intervento al polso, e qui siamo al Campo San Piero. Esce dalla sala operatoria con il gomito ustionato. Succede anche questo negli ospedali. Altre 2 notizie: si accascia a terra per un malore improvviso, muore in cantiere operaio di 55 anni a Castelfranco.
E poi anche un'altra notizia da Vigonovo, 2 morti improvvise per malore, Cristiano 52 anni e Luigino 64, trovati entrambi morti dai parenti nel letto. Davvero la cronaca a volte è peggio della realtà romanzesca, perché succedono cose di cui, per esempio, vi raccontiamo questo fatto che riguarda una coppia di donne, cioè di 2 donne che avevano un legame, e una di queste ha tentato di introdursi nell'abitazione dell'ex compagna con l'auto ed è stata bloccata e denunciata a 34 anni, notizia che viene da Padova. Ha forzato il cancello in piena notte e poi ha cominciato ad aggirarsi in giardino cercando di entrare nell'abitazione. Una 34enne padovana è stata denunciata dalla polizia dopo aver cercato di introdursi in casa dell'ex compagna, una 38enne che grazie alle telecamere di videosorveglianza si è accorta di quanto stava accadendo e ha allertato il 113. Le 2 donne avevano litigato poche ore prima, la 38enne se n'era andata di casa ma collegata alle telecamere aveva visto che l'ex compagna stava cercando di entrare nell'abitazione e così ha chiamato i poliziotti. Agli agenti ha anche riferito di essere stata morsicata durante la lite e per questo è stata medicata e portata in pronto soccorso. I poliziotti hanno notato poi che la 34enne entrando nel giardino aveva forzato il cancello e quindi è stata denunciata per i reati di danneggiamento, violazione di domicilio, lesioni e minaccia. Si moltiplicano i casi delle aggressioni a medici, a infermieri, a professionisti, come l'avvocato di Oderzo accoltellata da un cliente, e il sindacato di polizia SAP denuncia un'escalation di aggressioni anche nei confronti degli agenti di PS a Padova. Vediamo. L'ultima aggressione vicino alla stazione ferroviaria la scorsa settimana, quando gli agenti hanno fermato un tunisino già noto alle forze dell'ordine e più volte arrestato, che ha estratto un coltello ed ingoiato sostanze stupefacenti. I poliziotti sono riusciti a disarmarlo, ma per 4 ore lo straniero ha riempito di insulti gli agenti. Denunce di aggressioni, minacce, insulti e resistenze subite sono all'ordine del giorno a Padova. A dirlo il sindacato di polizia SAP. A poche ore di distanza dall'episodio della stazione, infatti, un altro tunisino ha ferito alla mano un poliziotto. Una settimana fa invece un agente è stato aggredito e spinto a terra. Il fenomeno delle aggressioni a Padova è grave e questa escalation di eventi ci preoccupa non poco, denuncia il SAP. È giunto il momento di dire basta, scrive in una nota il sindacato di polizia, chiedendo leggi più severe e strumenti come il taser. Una notizia che è arrivata da poco: è stato deferito all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, è stato deferito ai carabinieri un 45enne di origine kosovare che in piena notte, alle 2:30 circa di ieri, è stato controllato in stato di evidente alterazione psicofisica, guarda caso un altro squilibrato, da una pattuglia di militari non distante dall'ospedale del centro Opitergino. Lo straniero, seduto su una panchina, aveva con sé un grosso martello che voleva utilizzare per danneggiare la sede di un centro scommesse della zona a seguito di una presunta vincita di denaro non corrisposta. Davvero, qui siamo in presenza di un numero di squilibrati stranieri ed italiani impressionante. Ricordiamo quello che girava nudo l'altro giorno a Villorba in mezzo al traffico, e ancora peggio quello di Fara Vicentino, che ha sottratto una pistola a un carabiniere, si è messo a sparare ed è stato poi ucciso durante la sparatoria. Andiamo a Mestre, dove è in corso una manifestazione di protesta dei lavoratori Wind 3, protestano contro lo scorporo dell'azienda, c'è un corteo dei dipendenti. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre, proprio all'ingresso, come vedete, grazie all'aiuto delle immagini di Paola Barbato di via Torino, perché da questa mattina, a partire dalle 9:30, i dipendenti di Wind 3 hanno deciso di protestare, di scioperare. Allora, qui insieme a me c'è Nicola Atalmi. Che cosa sta succedendo a Talmi? Beh, purtroppo la crisi delle TLC sta esplodendo e comincia proprio da Wind, un'azienda molto importante,
che rischia di essere spezzettata. Siamo molto preoccupati perché il rischio è che l'azienda venga venduta e divisa a dei fondi di investimento, e quindi il rischio concreto è di perdita dei posti di lavoro, ma soprattutto di perdita di un'azienda tecnologica importante che diventerà secondaria, perché scorporando la rete dalla parte commerciale diventano due piccole aziende che non contano niente. E la nostra paura è che questo sia solo l'inizio, che anche per TIM e poi per Vodafone questa sia la strada. Ecco, è singolare che delle compagnie telefoniche si trovino a dover fronteggiare questa situazione. Da che cosa dipende? Molto da una concorrenza a ribasso sulle tariffe, sui servizi, e dal fatto di voler a tutti i costi avere dei guadagni finanziari da queste operazioni invece di investire seriamente. Pensate solo al fatto del PNRR, che uno dei grandi fattori di competitività è garantire una banda larga a tutti, quindi le aziende delle TLC dovevano essere proprio quelle aziende che ci garantivano questo salto. Sono tutte in mano ad aziende straniere e a fondi di investimento, e quindi la conseguenza concreta è che loro sono assolutamente disinteressati all'Italia. Ecco, qui insieme c'è anche Massimo Bellio. Allora, di quante famiglie, di quanti dipendenti stiamo parlando? Allora, a livello Italia parliamo di 6.000 famiglie. Qui nel nord-est parliamo di circa 300 famiglie, a Venezia parliamo di 200 famiglie. Già 10 anni fa noi abbiamo scioperato perché l'azienda voleva già 10 anni fa scorporare e dividere i lavoratori, e siamo riusciti, grazie alla lotta delle persone, a dire di no e a far sì che l'azienda rimanesse unica. Oggi, dopo 10 anni, purtroppo il film si ripete. Il rischio è quello che abbiamo già vissuto in altre aziende, perché quando fanno queste operazioni, le aziende di telecomunicazioni, abbiamo visto che successivamente nell'arco di 2-3 anni si va ad una forte riduzione del lavoro. Quindi licenziamenti, famiglie che purtroppo non possono mantenersi. Senta, qual è la soluzione? Che cosa chiedete? Sicuramente la soluzione è quella di avere un'azienda integrata. Wind Tre deve rimanere unica in tutti i suoi asset, rete, commerciale, mondo dell'informatica. Chiediamo ovviamente anche un intervento del mondo politico, un mondo politico che in tutti questi anni, a prescindere dal colore che c'è al governo, non ha mai aiutato questo settore. Grandi gare con tanti soldi per poter mettere sulle antenne che servono a tutti noi. Abbiamo visto col Covid cosa vuol dire le telecomunicazioni in Italia, ma al contrario lavoratori sempre meno pagati e sempre con posti di lavoro a rischio, perché ovviamente i profitti che le aziende vogliono diventano sempre inferiori. Basti pensare che una famiglia con 5 euro ha un cellulare, chiamate illimitate, servizio dati illimitato e tutto quello che ne consegue. Sicuramente i cittadini sono contenti, però dietro dobbiamo sapere che ci sono 6.000 famiglie in Wind Tre, ci sono 200 famiglie nel settore TLC che lavorano, e senza poter portare a casa uno stipendio ovviamente avremo 200.000 famiglie che si troveranno a non saper più come poter vivere, far studiare i propri figli. Ecco, e questo arriva proprio a pochi giorni dal festeggiamento del 1° maggio e anche dalle norme che sono state varate dal governo. Mentre i dipendenti stanno continuando il loro corteo lungo via Torino qui a Mestre, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, e un saluto particolare a Nicola Talmi della CGIL, che spesso qui a Focus, e con lui e con gli imprenditori parliamo dell'economia. Oggi tra l'altro a Mestre ci sarà un convegno, l'assemblea degli imprenditori di Confapi, si parlerà di occupazione, si parlerà del decreto lavoro, delle aziende che stanno affrontando questa fase difficile con buoni risultati. Ci sono risultati lusinghieri per quanto riguarda l'export, addirittura l'occupazione è salita molto qui in Veneto, quindi si sta andando verso così una fase positiva. Però ci sono anche altre aziende come quelle ospedaliere che devono far quadrare i conti e che spesso si trovano come i bilanci in rosso, come è accaduto per l'azienda ospedaliera di Padova. Servizio della nostra redazione. Male certo, ma non malissimo. È il direttore generale dell'azienda Ospedale Università di Padova a commentare i dati del bilancio 2022 che si chiude con un passivo di 96 milioni di euro. Per noi è una cosa, come dire, è una cosa tecnica, no? Nel senso che il nostro bilancio è un bilancio che chiude con quella cifra che avete visto di meno 96 milioni. Di questi 96 milioni, 50 milioni sono
cosiddetti neutralizzati da voci che sono giustificate, come dire, dalla regione, quindi parliamo di una quarantina di milioni rispetto a un preventivo che era di 134 milioni come rosso. Bene, le entrate cresciute di 17 milioni di euro, il commento di Del Benne, che spiega come tutta la sanità faccia ancora i conti con i costi della pandemia e come tutti con gli aumenti delle spese per l'energia. Abbiamo dovuto pagare i costi del Covid, che ancora si fanno sentire, i costi dell'aumento dell'energia, i costi dei contratti rinnovati giustamente del personale, quindi una serie di voci che ha inciso notevolmente sulle spese della nostra azienda. Perdita di esercizio per il 2022 anche per l'ULSS 6 Euganea, che chiude l'anno in linea con i risultati attesi dalla Regione. Un bilancio, anche in questo caso, che risente dell'emergenza dettata dalla pandemia. Torniamo in diretta a Paese, in provincia di Treviso, teatro del duplice omicidio di ieri. Vabbè, allora no, scusate, ci siamo capiti male con la regia. Il sindaco di Paese lo avremo più tardi. Andiamo invece a Gaglio dal sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, per un altro fatto di cronaca abbastanza sconcertante, cioè all'interno della canonica di Gaglio è stato trovato un sacco con delle ossa umane. Sindaco, siamo in diretta, grazie per la sua disponibilità. Per ora è un giallo, ha saputo qualche cosa in più rispetto a quanto hanno pubblicato i giornali stamattina? Sì, intanto buongiorno direttore, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Allora, questo è un giallo tutto gagliese che è ancora avvolto da una cornice di mistero sulla quale stiamo a tutt'oggi lavorando per capire cosa sia successo in tutti questi anni, presumo io, perché si ritiene già da una prima analisi che queste ossa siano lì da decenni, quindi questo ci fa da un lato ben sperare che si possa trattare magari dei resti di un soldato della prima guerra mondiale al quale ovviamente va data il degno riconoscimento, ma soprattutto la degna sepoltura. Voglio pensare che il caso possa essere riconducibile a questo direttore. Ecco, qui vediamo la ex sacrestia di Stoccareddo di Gaglio, dove nella soffitta, nel piano più alto nella soffitta, appunto sono stati è rinvenuto questo sacco con queste ossa, con questo teschio, quindi è una cosa un po' raccapricciante, soprattutto perché, ripeto, in tutti questi anni non è mai saltata fuori. Ecco, questo un po' dispiace, però meglio tardi che mai. In questi casi ovviamente si sospettano sempre delitti, siamo anche abbastanza ancora sotto shock per la vicenda di Elisa Claps, la ragazza che era scomparsa, poi è stata trovata nella soffitta di una chiesa, per cui sempre, soprattutto i cronisti, tirano sulle antenne, ma vedremo di cosa si tratterà. Senta, Sindaco, ne approfitto della sua presenza per chiederle degli orsi, no? Degli orsi e dei lupi, perché anche sull'altopiano ci sono grossi problemi. Sì, con il lupo ormai ci stiamo confrontando da molti anni, esattamente dal 2014. Con l'orso sembrerebbe ci sia stato questo avvistamento i giorni scorsi. Io voglio pensare e mi auguro con tutto il cuore che, qualora fosse vero questo avvistamento, spero vivamente che sia un avvistamento di un orso che stia solo transitando per l'altopiano per andare in espansione da qualche altra parte. Mi dispiace dire questo, ma noi qui in altopiano già abbiamo una convivenza difficile con il lupo. L'orso sarebbe un ulteriore danno alla beffa, perché adesso ci avviciniamo a giugno, al mese della riapertura delle quasi 100 maghe altopianesi, e quindi con tutti i bovini e gli ovini al carico e al pascolo, quindi dover fare i conti anche con questo grande carnivoro per noi veramente si affaccia una stagione ulteriormente difficile e dura, perché, ripeto, già con il lupo paghiamo dazio, ma soprattutto paghiamo dazio sul fatto che nessuno sta governando
questa reintroduzione, perché se appunto è stato scelto da chi governa di reintrodurre queste specie che all'epoca erano in forte rischio di estinzione, oggi le stesse specie sono in forte espansione, però nessuno si preoccupa dell'espansione. Ci siamo preoccupati sì della reintroduzione e della loro estinzione, ma oggi nessuno vuole preoccuparsi, lavorare e monitorare invece la loro forte espansione, che alla pari dei cinghiali cosa dobbiamo aspettare? Che ci arrivino in cantina o nel garage? Non penso. Certo. Sindaco, un'ultima domanda, si va verso una stagione turistica molto positiva, tantissime le prenotazioni, c'è però dappertutto il problema della mancanza di personale, di manodopera. Come vanno le cose a Gaglio e sull'altopiano? Sì, io seguo anche spesso ovviamente Focus, direttore, quindi si parla spesso, abbiamo già parlato spesso anche su Focus in diretta di questa mancanza. Purtroppo attanaglia ancora i paesi turistici come Gaglio, come l'altopiano. Vediamo se con questo primo mese di maggio o di giugno, laddove appunto il reddito di cittadinanza, che è uno dei fattori che hanno causato questa mancanza di personale, magari la rivisitazione di questo reddito di cittadinanza possa portare qualche giovane o meno giovane ad affacciarsi sul mondo del turismo, quindi sul mondo alberghiero, piuttosto che degli operatori economici, degli esercizi commerciali, e quindi almeno poter ovviare, sperare di poter ovviare in parte a questa problematica che resta comunque importante anche sull'altopiano. Per la sua disponibilità, e poi tra l'altro ci vedremo domani sera a Focus con tanti altri ospiti. Ci sarà di nuovo Ivan Palasco, che tra l'altro frequenta l'altopiano, è un fanatico dell'altopiano. Bene, quindi ci rivedremo domani sera e magari ci potrà dare qualche particolare in più su questo giallo, questo sacco con ossa umane ritrovato in Canonica. Grazie Sindaco, a presto. Grazie, domani sera, grazie. A presto, arrivederci. Allora, parlavamo di lavoro, dovremmo avere Sharon Di Carlo, che è andata a sentire i bassanesi sulle novità del decreto lavoro. Tra le principali novità c'è quella di soldi in più nelle buste paga grazie al taglio del cuneo fiscale. Poi ovviamente si è parlato e parleremo ancora dell'assegno che viene dato a coloro che sono in condizioni molto difficili. Vediamo, sentiamo i bassanesi. Ho fiducia nel Giorgia Meloni, quindi spero che sia qualcosa di migliore di prima. Ma oggi a cosa bisogna rinunciare? Ma questo, guarda, rinunciamo a tante cose lo stesso, perché noi adesso siamo di fare un giro, ma chissà quando che ne toccherà la prossima volta. È molto difficile arrivare a fine mese, soprattutto per chi ha un affitto da pagare, bambini piccoli. Noi ormai pensionati stiamo bene. Stiamo bene. Si rinuncia a tutto, si rinuncia anche alle ferie, a quanto mi risulta. Siamo proprio alle strette. Sono una pensionata. A cosa rinuncia lei oggi? A niente. A tutto e a niente. Queste sono parole appunto da poi vedere se verranno realizzate e in che misura. Io sono molto poco fiducioso, perché per quanto possa essere un taglio fiscale sarà sempre molto limitato, perché purtroppo l'Italia non è che da sempre viaggi finanziariamente florida, per cui è impossibile rinunciare alle tasse per lo Stato. Adesso bisogna vedere, perché la proposta sembra buona, no? È sempre a fine mese che si vede. Giusto, anche perché ultimamente secondo me è aumentato tutto, ma non sono aumentate le buste paga. E per un operaio è molto difficile arrivare a fine mese. Minimo devono lavorare in due, sia moglie che marito, minimo. Però non è assolutamente facile. Ma oggi a che cosa si rinuncia per arrivare a fine mese? Ma vedo che ristoranti, posti di villeggiatura sono sempre pieni e non saprei a cosa si rinuncia. Si rinuncia un po' anche forse anche al vestire, all'abbigliamento, però c'è questa voglia di rinascere, tra virgolette. Ho 80 anni, ho sempre sentito tante promesse e pochi fatti. Ciao. Si rinuncia alle cose superflue.
piccole gioie della vita, che vediamo un golfino, una camicia, ecco, quelle cose in più, e si va avanti con quello che abbiamo. E tanta pazienza. Sì, vorrei che le cose cambiassero in meglio, vorrei, perché mi ricordo quelli di una volta che siamo venuti, che abbiamo visto la rinascita dopo la guerra, e adesso, siccome la guerra è alle porte, speriamo che finisca e che vediamo un'altra rinascita. Era ora. Cosa si rinuncia oggi per arrivare a fine mese? Si rinuncia a abbigliamento sicuramente, anche purtroppo cure mediche, perché non se le può permettere, e a quelle cose lì, diciamo. Se fosse per me non sarebbe mai il momento giusto, visto come vanno le cose, visto come sono andate e come ce le stanno facendo andare. L'unica cosa è che il popolo legga, si informi, si ponga delle domande, sia critico e abbia il coraggio di reagire. Allora, c'è molta preoccupazione anche in Veneto, tra i veneti, per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, con un'escalation senza precedenti. Vediamo le immagini del drone che ha colpito il Cremlino l'altra notte, un drone che ha colpito il Cremlino e che è stato definito da Mosca come la volontà di attentare alla vita del presidente Putin. Ovviamente questa vicenda non poteva non avere conseguenze. Subito, immediata, c'è stata la ritorsione della Russia. Questa notte pioggia di missili spaventosa davvero su tutta l'Ucraina, colpita anche Kiev. Il ministro Medvedev ha detto: qui a questo punto bisogna eliminare fisicamente Zelensky. È una situazione che potrebbe davvero precipitare da un momento all'altro, mi pare che non ce ne rendiamo ancora conto. E noi ci occupiamo delle nostre vicende. Comunque c'è una frazione di Vigonza, la frazione di San Vito, che vuole passare a Noventa Padovana. Si fa spesso di tutto per unire i comuni, per fonderli, per ottimizzare i costi, dopo un referendum. A volte ci si riesce, a volte no, ma ci sono addirittura frazioni che vogliono passare da un paese all'altro, neanche da una regione da un paese all'altro. Sentiamo cosa ci racconta a riguardo Valentina Visentin, che vedo col sindaco di Noventa Padovana e il grande costituzionalista Mario Bertolissi. A te la linea, Valentina. Buongiorno da Noventa Padovana, ci troviamo nel giardino della bellissima villa Valmarana per parlare di un argomento che insomma in questi mesi sta un po' tenendo il dibattito qui nel comune di Noventa, ma non solo, perché la frazione di San Vito di Vigonza ha scelto di ha chiesto di passare con il comune di Noventa Padovana. C'è stato anche un referendum, qui con me c'è il sindaco Marcello Bano e poi anche il noto costituzionalista, il professor Mario Bertolissi, perché il comune di Noventa ha affidato al professor Bertolissi l'incarico di gestire questo passaggio della frazione di San Vito, che non stranamente ma comunque curiosamente ha scelto non è curiosamente, di chiedere perché vuole venire a Noventa San Vito. Allora, intanto noi volevamo il migliore, abbiamo scelto il migliore. Adesso non per piaggeria, perché c'è il professor Bertolissi, però è in assoluto il migliore, fa parte della delegazione trattante per la regione con il governo di Roma. No, noi abbiamo cercato di incominciare un percorso in maniera tecnica, prima in maniera politica, dopo in maniera tecnica, per riunire una frazione che innaturalmente è staccata da Noventa, e quindi non è stato ancora fatto il referendum. È stata fatta una raccolta cospicua, importante, di oltre 530 firme per poter passare a Noventa Padovana. E quindi, giustamente, siccome è una materia complessa e difficile, ci siamo appoggiati al migliore che c'era in questo momento sul mercato, che è il professor Mario Bertolissi. Il professor Mario Bertolissi, insomma, uno dei massimi esperti dell'autonomia, l'ha già presentata il sindaco Marcello Bano, molto conosciuto tra i nostri telespettatori. Come deve avvenire questo passaggio? Perché è curioso che una frazione di un comune voglia cambiare il municipio, il proprio municipio. È un fenomeno che meno
raro di quanto si pensi, e talvolta anche si scopre, come in questo caso, che una frazione fa parte di un comune e non è neppure confinante con il comune stesso. In questo caso direi che si tratta di compiere un'attività di rideterminazione dei confini dei comuni, tenuto conto della contiguità, che è ciò che conta sotto molti profili, perché la fruizione dei territori, il collegamento dal punto di vista pratico, la propensione di recarsi, per dire, nel municipio che è collegato a poche centinaia di metri, direi che corrisponde ad una sorta di esigenza, per così dire, scontata. Ripeto, ci sono casi che registrano delle disarmonie di questo genere. Naturalmente qui si combina l'elemento territoriale che dopo il dato della comunità, ed è chiaro che ha un significato rilevante il sondaggio che il comune di Noventa ha fatto per conoscere qual è l'orientamento dei cittadini, perché tutto sommato noi stiamo parlando di istituti che hanno a che fare con la democrazia più che rappresentativa, la democrazia diretta, no? Qui si sentono i cittadini, difatti ci sarà il referendum consultivo che esprimerà il suo parere e che manifesterà un suo particolare orientamento. Noi nel nostro paese, tra l'altro, per tradizione, vediamo sempre con fastidio tutto quello che riguarda il collegamento diretto, l'interlocuzione con il cittadino. Ogni tanto vale la pena di darsi una regolata per capire anche quali sono le aspettative dei maledettissimi cittadini, che sono quelli che però che fanno la comunità. Ecco, quindi non fosse altro, tra l'altro, per quello che io capisco e perché me ne sono occupato una vita, voi avete detto il migliore, va bene, il poster in l'ardua sentenza, ecco, in vita è sufficiente cavarsela, ecco. Io cercherò di cavarmela, dare il mio supporto, perché ci sono dopo tutta una serie di adempimenti che devono essere svolti in modo scrupoloso, proprio perché si tratta di un'attività significativa e dal punto di vista sociale, economico, culturale e istituzionale. Professore, abbiamo visto, per l'autonomia ci sono tempi lunghissimi, perché dal 2017 ne stiamo ancora parlando. Per un passaggio di una frazione all'altra i tempi speriamo siano più brevi. Sì, penso che i tempi saranno certamente più brevi, anzi la legge statale generale e poi la legge regionale che dà attuazione alla legge statale prevede anche delle tempistiche direi ridotte. Dopo, se tutto dovesse andare a buon fine, ci sarà da curare il passaggio dei beni naturalmente e la ricognizione in buona sostanza di tutto quello che da un comune viene ceduto all'altro che incorpora la frazione che prima faceva parte, scollegata peraltro, dell'altro ente. Allora ringraziamo il sindaco di Noventa Marcello Bano e il professor Mario Bertolissi, insomma, e tra poco si ridisegneranno i confini geografici del comune di Noventa. Da Noventa Padovana è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Valentina, la modestia di un grande giurista come Mario Bertolissi. Io ricordo, è tipico delle persone che hanno davvero delle grandi qualità. Mi ricordo una volta intervistai Enzo Biagi, feci dei grandi complimenti e mi disse: guardi, mi tratti da contemporaneo. Sono anche ironici i grandi. Allora vediamo a proposito di autonomia, l'autonomia del Veneto, il portale della Regione del Veneto. Chi vuole sapere tutto sull'autonomia può arrivare qui, ci sono le tappe, gli atti ufficiali, analisi e dati, news, eventi, contatti, qui c'è un messaggio del Presidente Zaia, le materie dell'autonomia e poi in fondo, vedete professor Bertolissi, cosa significa la richiesta delle 23 materie da parte del Veneto. Ci sono anche dei video con anche la professoressa Elena D'Orlando, il Presidente Zaia. Insomma, chi vuole saperne di più può andare sul sito della Regione del Veneto sull'autonomia. Vediamo, torniamo alla cronaca. Provocarono delle ustioni ad una paziente durante un'operazione al polso, una notizia che avevamo visto sul Gazzettino, condannati un medico e un infermiere dell'ospedale di Campo San Piero. Vediamo.
Un'operazione al polso che doveva essere semplice e con tempi brevi di recupero si è trasformata in un calvario per una donna di 40 anni operata nel 2018 all'ospedale di Campo San Piero. La paziente infatti è rimasta ustionata in modo grave al gomito perché durante l'intervento il suo braccio era stato adagiato su una superficie troppo calda. Una volta concluso l'effetto dell'anestesia, la donna aveva cominciato ad avvertire un forte dolore, aveva ustioni di secondo grado. Una prognosi di 110 giorni stabilirono allora i medici. Per questa vicenda sono finiti a processo un medico specializzato in ortopedia e traumatologia di 66 anni e l'infermiere strumentista di 55 anni in servizio all'ospedale di Campo San Piero. I due sono stati condannati a 2 mesi con la condizionale, assolta un'altra infermiera. La paziente è stata risarcita con 25.000 euro. E questo quanto riguarda la cronaca da Padova. Ieri una manifestazione dei giornalisti nella giornata della libertà della stampa per protestare contro le mordacchie e le censure con cui si tenta di silenziare da più parti l'informazione. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Venezia Mestre. Il sindacato dei giornalisti teme per la libertà di informazione. Ecco allora il flash mob di Venezia sul ponte di Rialto per denunciare conferenze stampa senza domande, il fastidio per le inchieste giornalistiche, i tanti giornalisti in prigione nel mondo. Siamo qui per ricordare che quando si spara o si aggredisce un giornalista si spara alla libertà di informazione e a rischio il diritto di chi ci ascolta ad essere informato. Il sindacato dei giornalisti del Veneto è preoccupato per la formulazione del reato di stalking a mezzo stampa da parte della Procura di Vicenza nell'ambito dell'indagine su una serie di servizi delle nostre redazioni riguardanti il funzionamento dell'ULSS 7 e il suo direttore Carlo Bramezza. Uno degli ultimi, ad esempio, è quello della Procura di Vicenza che contesta uno stalking a mezzo stampa. Penso sia una delle prime volte in Italia che si contesta questo tipo di reato. E il sindacato invita a tenere alta l'attenzione. Noi siamo fiduciosi nella magistratura, ma non vorremmo che fosse un'altra degli attacchi che vengono fatti per dire state zitti. Servizio di Federico Fusetti, in effetti c'è da chiedersi che tipo di attività potremmo svolgere se rispetto a delle critiche che muoviamo alla politica, all'economia, alla finanza, dovessimo essere accusati sistematicamente di stalking a mezzo stampa. Se non c'è una comprovata diffamazione, reato che ovviamente poi ci rende perseguibili, giustamente, se viene diffamato qualcuno non si vede come si possa perorare la causa di chi dice ha fatto stalking a mezzo stampa, non si capisce bene di cosa si tratti. Allora andiamo da Monica Smiderle in diretta perché c'è una storia dal Bassanese, da Romano Ezzelino in particolare, che riguarda un pastore che ha occupato abusivamente un suolo pubblico e quindi il pastore e il suo gregge sono stati sgomberati. A te la linea, Monica. Buongiorno a tutti, siamo con il sindaco di Romano d'Ezzelino Simone Bontorin. Questa mattina momenti di tensione in Valle Santa Felicita. Sindaco, che cosa è successo? Abbiamo ricevuto delle segnalazioni nei giorni scorsi relativamente a una situazione igienico-sanitaria poco chiara qui in Valle Santa Felicita per quanto riguarda delle persone che stavano pascolando il proprio gregge di ovini. Siamo intervenuti perché nella giornata di ieri, nella serata di ieri, abbiamo ricevuto delle segnalazioni su capi abbandonati e morti proprio in mezzo alla valle e di conseguenza è una situazione non accettabile che necessita l'intervento soprattutto della autorità di pubblica sicurezza e di sanità locale, quale è il sindaco. E infatti questa mattina agenti della polizia locale, i carabinieri della forestale, insomma mi racconta un pochino. Sì, abbiamo fatto intervenire la nostra polizia locale che con il supporto dei carabinieri forestali e del servizio veterinario ha accertato che c'erano delle irregolarità e di conseguenza ha combinato le sanzioni, tutto quello che serviva, oltre ai verbali del caso, perché purtroppo la situazione era abbastanza seria. Tra l'altro si tratta di persone note già alle forze dell'ordine e anche a questi servizi veterinari, per cui motivo in più per dire a tutti che
se si vuole fare questo tipo di attività si deve essere rispettosi delle regole e soprattutto Valle Santa Felicita, oltre a essere un punto naturalisticamente importante, è anche una situazione in cui i turisti, le persone vengono a camminare. Situazione seria, che cosa significa? C'erano dei capi morti abbandonati proprio alle nostre spalle e oltre a questo si tratta di una presenza non temporanea ma stanziale da ormai qualche giorno, qualche settimana vorrei dire. Pertanto anche questa cosa non va bene rispetto a quelle che sono le regole di questo tipo di attività. Adesso che cosa succederà? Notificheremo le sanzioni, dopodiché con la polizia locale stiamo valutando anche una qualche forma di interdizione all'attività di queste persone nel nostro territorio comunale, quasi come fosse un DASPO. Questa dunque è la situazione a Romano De Zelino, questo il racconto di quello che è successo questa mattina in Valle Santa Felicita. Da Romano è tutto, la linea torna allo studio, grazie al sindaco Simone Bontorin. Grazie Monica Smiderle. Torniamo agli esteri e a quanto sta accadendo, all'escalation spaventosa nella guerra tra Russia e Ucraina. Vediamo il titolo del Corriere della Sera. Gli USA sono dietro l'attacco al Cremlino, cioè il drone che è stato lanciato contro il palazzo presidenziale di Mosca. Le due verità: colpo di Kiev o follia russa? Ci sono le ipotesi più disparate, potrebbero essere stati addirittura i russi a mandare questo drone per usare un pretesto con cui poi scatenare una ritorsione nei confronti di Kiev, che smentisce di essere responsabile di questo gesto. Poi vediamo ancora altri titoli, sempre sull'Ucraina. Gli USA iniziano a credere alla svolta cinese, Blinken apre all'idea di lavorare con Pechino. E poi un fatto che fa tornare alla mente il crollo del ponte Morandi a Genova. A Cosenza crolla un viadotto costruito nel 2014, chiuso un'ora prima, è stato un miracolo. Andrea Basso e Renato Capponi oggi, andiamo in pubblicità pochi minuti e poi torniamo di nuovo con voi. Grazie. Nuovo in diretta con Focus TG, siamo in piena campagna elettorale, ovviamente in vista delle amministrative del 14 e del 15 maggio. I leader arrivano in Veneto per sostenere i loro candidati. Ieri Salvini è stato a Verona in fiera e poi è andato a Vicenza dal sindaco uscente, candidato sindaco Francesco Rucco. Sentiamo cosa ha detto su un argomento, una questione di grande importanza, che è quello del lavoro dopo il decreto del governo Meloni. Vediamo. Le scelte del governo contenute nel decreto lavoro del 1° maggio non sono piaciute alla CGIL. Il segretario Landini ha evocato lo sciopero nazionale come risposta del sindacato. Matteo Salvini, di passaggio a Vicenza, invece rivendica la bontà delle scelte fatte e rilancia. Il governo può star simpatico o antipatico, però il 1° maggio ha approvato un aumento in busta paga per tutto il 2023 fino a 100 euro al mese. Un sindacato di sinistra, un partito di sinistra cosa fanno? Dicono bene, invece vogliono bloccare gli aumenti di stipendi per gli operai e per i lavoratori. Noi tiriamo dritto, anzi io ho invitato i sindacati al mio ministero settimana prossima, perché l'Italia ha bisogno di lavori, di cantieri, di opere pubbliche, porti, aeroporti, strade, autostrade e ferrovie. A proposito di opere pubbliche, il ministro annuncia di stare eseguendo una ricognizione puntuale, opera per opera, per valutare cosa può essere realizzato entro giugno 2026 ed eventualmente spostare le linee di finanziamento per concentrare gli sforzi. C'è la bretella, c'è la provinciale, ci sono le infrastrutture ferroviarie, c'è l'alta velocità e io ringrazio il sindaco che in anni difficili ha smosso la città, l'ha portata avanti e quindi sta andando a inaugurare e ad avviare cantieri e opere che si aspettavano da tanto tempo, e quindi sono orgoglioso di quello che Francesco e la sua squadra hanno fatto a Vicenza, come sono orgoglioso di quello che Conte e la sua squadra hanno fatto a Treviso. Emergenza siccità. Il leader del Carroccio, in veste di commissario, venerdì coordinerà la prima riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi. I troppi no hanno bloccato dighe, invasi, ripulitura dei fiumi, sistemazione dei boschi, e poi o c'è la siccità o ci sono le alluvioni. Quindi bisogna far ripartire le dighe ferme a troppo tempo
e come Ministero abbiamo già investito più di 1 miliardo di euro contro la dispersione idrica da distribuire ai comuni e conto che faremo sempre di più e sempre meglio. Solo dal Veneto arriveranno più di 200 progetti per mano di Luca Zaia dai territori. Territori che attendono da tanto tempo l'autonomia. È stata approvata in Consiglio dei Ministri la legge sull'autonomia, adesso tocca al Parlamento entro la fine dell'anno quello che sembra un sogno di modernità, di efficienza, di identità, di merito, di risparmio e di sguardo rivolto al futuro, l'autonomia, quindi il leone che non toglie niente a nessuno ma premia chi spreca di meno e chi amministra meglio, sarà realtà, e quindi questo anche grazie ai sindaci, ai cittadini, ai militanti della Lega che non hanno mai mollato. E a proposito di leader politici che arrivano in Veneto, ci sarà il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti sabato a Treviso e domenica sempre a Treviso la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Salvini ha parlato del decreto lavoro, era stato illustrato in un video che è stato messo in discussione dal centro-sinistra proprio dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rivediamolo perché elenca tutte le misure che il governo ha adottato sul fronte del lavoro. Vediamo. Il giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al super bonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera, aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa e il costo della vita aumenta, e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Ma ci sono molte altre cose importanti che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit, l'erogazione liberale a favore del lavoratore completamente detassata a 3.000 euro, dedicandola in particolar modo ai lavoratori con figli a carico. Norme importanti in tema di sicurezza sul lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza degli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro. Incentivi all'assunzione dei giovani pari al 60% del salario che prendono, e poi sul finanziamento dei centri estivi per aiutare a conciliare vita, lavoro e famiglia, e in tema di assegno unico per i figli, e poi il reddito di cittadinanza. Come avevamo promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo, confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano o un disabile, ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere. E in ultimo ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per favorire la loro assunzione. E io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1° maggio con i fatti e non con le parole, e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi superiore a quella delle altre nazioni europee. Avanti così. Buon 1° maggio a tutti. E adesso al lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Insomma, un accorato messaggio, anche è stato definito troppo cinematografico, della
della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sentiamo cosa dice del governo invece l'opposizione. Qui siamo al portavoce dell'Unione Popolare che è stato a Treviso ieri per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, l'ex magistrato, l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Io sono e noi siamo per la sanità pubblica nazionale, con una ripresa del servizio sanitario nazionale. L'autonomia differenziata purtroppo peggiorerà ulteriormente. Questo è l'inganno. Io per esempio sono un autonomista convinto, molto più della Lega. Sono per l'autonomia dei popoli, per l'autodeterminazione, per l'autonomia dei sindaci, dei territori. L'autonomia differenziata, anche per l'esperienza di magistrato e di sindaco, dà tantissimo potere finanziario, economico, istituzionale, amministrativo ai vertici delle regioni. Quindi quel disastro che noi abbiamo visto finora, per esempio sulla sanità, peggiorerà e in più si andrà sempre di più, con la scusa che la sanità pubblica non funziona perché non la fanno funzionare, la privatizzazione della sanità. Dalle ultime notizie, un pezzo dei soldi del PNRR, siccome non riescono a impiegarli, nonostante sono anni che ormai si sta pensando e lavorando, andranno alle imprese. Quindi ormai di transizione ecologica non parla più nessuno. Di ricostruzione dei diritti negati non parla più nessuno, si sta vedendo dove mettere questi soldi, andare magari a finanziare qualche progetto come se fossero finanziamenti ordinari. Questo è un finanziamento che l'Italia non ha mai avuto nella sua storia, quindi noi dovevamo fare le cose eccezionali, non con tutto il rispetto, il campo di bocce, di padel, che per caso sono cose importanti, ma non per il PNRR. Uniamo il paese sui beni comuni, c'è un ambiente da difendere, difendiamolo. C'è il lavoro da difendere, difendiamolo. C'è l'acqua, la siccità, altrimenti sempre solite parole, parole, parole. E poi c'è l'emergenza climatica, che facciamo? Mettiamo 41 miliardi di euro all'anno per il fossile. E allora che ci lamentiamo a fare? Che non piove, che ci stanno inquinamenti. E nel Veneto l'inquinamento PFAS mi sembra che non sia una cosa che scopriamo adesso. Quindi l'Italia, questo, è bella, ma è anche unita nelle tragedie, nelle mafie, nell'inquinamento, in un capitalismo predatorio. Questo è il messaggio che noi diamo, che siamo piccoli, però i piccoli non vanno mai sottovalutati. Questo era Luigi De Magistris. Torniamo in diretta, Paese, Sindaco, teatro buongiorno. del duplice delitto di ieri, la guardia giurata che ha ucciso il fratello e la cognata. Ecco Anna De Roberto in diretta, te la linea Anna. Te la linea Anna. Eccoci. Direttore, eccoci, buongiorno, siamo qui, sindaco di Paese, Katia Oberti, appena uscito dopo una lunga visita, è stata dentro più di 3/4 d'ora, che cosa vi siete detti? Innanzitutto abbiamo portato le nostre condoglianze, il sentimento dell'amministrazione, supporto alla famiglia, cosa che in momento è abbastanza delicato, ci si renderà conto poi di quanto è avvenuto in realtà e quindi siamo a disposizione. Mi hanno raccontato un po' quella che è stata la vicenda, come si sono svolti i fatti, di per sé non ci sono rancori, non c'era nulla che faceva presagire a un atto del genere, quindi sono ancora sotto shock ovviamente. Non si capacitano delle motivazioni che ad alcuni il fratello ha detto ma c'era un complotto, in realtà non riescono a capire. Ieri in caserma sono stati convocati a Montebelluna, però non ci sono mai stati litigi nelle ultime settimane, anzi è una famiglia molto aperta, quella di Rossana e di Lino. Quindi non era una convivenza difficile? No, assolutamente, assolutamente. Quindi so che lui, Massimo, ha dei problemi familiari con la convivente, con la moglie. Ecco, l'unica cosa di cui si sono sbilanciati è questa, ma come tante persone a questo mondo. Quindi di lì a compiere un atto del genere è abbastanza grave. Chi c'era in casa poi alla fine quando è successo tutto? C'erano anche altre persone? No, che pranzavano solo Lina con Rossana e Massimo. E a fianco c'erano il fratello Giancarlo e Rossana che ho fatto visita oggi. I 2 figli di questi 2 coniugi ultimi erano a scuola e quindi non erano presenti. Quindi il fratello e la moglie hanno sentito insomma gli spari? Sì, anzi è uscita perché stava riposando e dice non disturbare perché sono le 2, era l'una, poco l'una, e dice ma sto lanciando dei colpi in aria.
In realtà non erano solo in aria, poi è rientrato o prima o dopo, non si ricordano esattamente bene anche loro. C'è stata una decina di colpi che inizialmente non aveva neanche collegato alla cosa, nel senso che qua ci troviamo vicino a una zona industriale, spesso e volentieri ci sono lavori e quindi rumori di questo tipo sono consueti. Quando lui è uscito e ha detto avverti i carabinieri perché ci sono 2 persone decedute, l'hanno presa anche abbastanza sorridere, nel senso che pensavano fosse uno scherzo, in realtà lo scherzo non era. Sono tornati sul fatto che lui aveva un'arma da circa un mese, cioè non è il fatto No, che... lui è guardia giurata da mesi e quindi questa è l'arma del lavoro, credo. Adesso ci saranno delle indagini in corso, non voglio dare informazioni errate. Si stava discutendo appunto su questa, se era un'arma del lavoro o un'arma propria. Però a quanto pare lui è guardia giurata e utilizzava l'arma di lavoro. Ci sarà, immagino, un funerale congiunto, poi insomma che la comunità si stringerà attorno a questa famiglia. Certo, aspettiamo di avere indicazioni a tal proposito. Incontrerà anche l'ex moglie di Massimo, la famiglia di Massimo? Non abitano qui, so che erano di Treviso e poi si sono trasferiti, non la conosco direttamente. Loro vivono qui a paese, quindi ci tenevo comunque, sono paesani, a fare la visita. Le altre, il dolore è lo stesso perché la tragedia è uguale, però sono in altre comunità, altri comuni, quindi intanto mi faceva piacere visitare Giancarlo e Martina. Ecco, direttore, so che il sindaco ha una certa fretta, ma non so se hai per caso una domanda da porle, visto che siamo in diretta. No, grazie molte. Anna De Roberto, mi pare che siate state molto esaurienti, grazie. Grazie molte, saluti al sindaco di Paese Katia Uberti, ad Anna De Roberto. Andiamo avanti con la cronaca, avete sentito altri particolari di questo agghiacciante fatto di sangue. Andiamo a Treviso, dove l'appuntamento è il 17 giugno per il Treviso Pride 2023, che lancia la carta di intenti da estendere a tutte le istituzioni provinciali affinché riconoscano i diritti delle persone LGBT. Vediamo. Le 4 realtà organizzatrici, quindi Coordinamento LGBT Treviso, assieme a Famiglie Arcobaleno, ad Agedo e a Non Una di Meno, hanno pensato di non chiedere formalmente il patrocinio come avviene normalmente, ma di creare una carta di intenti che appunto contiene i punti minimi essenziali che dovranno essere sottoscritti, perché questo deve essere un Pride che costruisce un percorso a lungo termine. Chiediamo risposte definitive e concrete in un percorso che parte dal Pride, ma che dal Pride si snodi per i prossimi anni, all'interno di una nostra collaborazione tra realtà e di una collaborazione con le istituzioni. Una carta di intenti rivolta dunque a tutte le istituzioni della provincia, affinché firmino le richieste che la comunità LGBTE e le associazioni chiedono a gran voce. Risposte concrete a problemi concreti, dall'eliminazione della discriminazione al riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali. Importante per questo la presenza dell'associazione Famiglie Arcobaleno Treviso. Noi chiediamo anche di poter trascrivere i nostri certificati di nascita rilasciati regolarmente all'estero oppure in un altro comune da tutti i sindaci e tutte le sindache di tutte le città italiane, previa presentazione del consenso informato, come avviene in una famiglia eterogenitoriale. Il tema del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali è al centro del Pride Treviso 2023, tanto che saranno proprio le famiglie Arcobaleno ad aprire il corteo, in segno di protesta agli ostacoli che l'attuale governo sta loro ponendo. Il corteo del 17 giugno andrà a coinvolgere anche la periferia della città. Dal centro transiterà infatti fino al quartiere di Santa Maria Maggiore. La parata si concluderà a Prato Fiera. Sentiamo cosa ci racconta la nostra redazione di Belluno. Da lunedì prossimo, pare per 5 giorni, potranno esserci disagi per gli utenti che utilizzano il parcheggio di Lambioi servito dalle scale mobili che sbucano nella centralissima Piazza Duomo, e questo impianto unico nel suo genere ha bisogno di un periodo di manutenzione. Vediamo.
Revisione speciale dell'impianto di Lambioi e probabili interruzioni che potrebbero causare il blocco del funzionamento delle scale mobili che collegano il più grande parcheggio di Belluno al centro storico della città. Dall'8 al 12 maggio, ma l'arco temporale prudenziale, inizierà l'intervento di manutenzione speciale previsto ogni 10 anni. Da lunedì c'è la necessità di fare questi interventi di manutenzione straordinaria alle scale mobili e verranno fatte nel modo più opportuno, in modo che i disagi siano molto limitati. Non sono previste navette sostitutive, quindi qualche disagio dovrà essere messo in conto. Salvo imprevisti, i giorni di lavoro effettivi potrebbero essere soltanto 3. I primi 2 giorni, lunedì e martedì, faremo queste verifiche non distruttive dove fermeremo fondamentalmente una rampa alla volta. Sarà un po' più impegnativo, un po' più anche da stare attenti per quanto riguarda la sicurezza. Il mercoledì dovremo fare delle prove di carico dove potrebbero esserci delle fermiscala, delle coppie, quindi salite e discesa. 5 anni per le revisioni ordinarie, 10 per quelle straordinarie. Questi i tempi indicati per la manutenzione delle scale mobili di Lambioi, impianto unico nel suo genere in Veneto che rientra nella categoria degli impianti a fune e che ormai è giunto a fine vita. Nel 2028 le scale mobili compiranno 30 anni e dovranno essere sostituite. Ci vorranno circa 3-4 milioni di euro per il nuovo impianto, ma nel frattempo il Comune conta di poter usare l'avanzo libero di bilancio per sostituire le sbarre e le casse automatiche con sistemi tecnologicamente più moderni. Dobbiamo anticipare i tempi e cercare di far sì che questa amministrazione regionale capisca che l'impianto nostro è un impianto importante per la città, ma soprattutto per i turisti che vengono a visitarla. Abbiamo già parlato con Caner. È indispensabile avere questi 3,5 milioni, 4 milioni a disposizione per poter cambiare completamente quello che è il sistema delle scale mobili. Servizio di Tiziana Bolognani, restiamo a Belluno dove c'è stato un acceso dibattito all'Assemblea dei Sindaci sulla questione dei finanziamenti e della gestione delle strade ex ANAS. È il problema dei problemi perché se non si giunge ad una conclusione veloce, rapidissima, è chiaro che il bilancio della provincia è ingessato fortemente. Da un lato la riclassificazione delle strade in attesa della sottoscrizione dei verbali di consegna, dall'altro la quantificazione del valore delle strade di montagna, la cui gestione da qualsiasi parte la si guardi è più onerosa rispetto al resto della viabilità del Veneto. L'Assemblea dei Sindaci della provincia di Belluno ha affrontato il tema nel pomeriggio a Palazzo Piloni, ma i dubbi sono rimasti tutti. Questa è la partita che determina poi la sopravvivenza dell'ente, perché altrimenti noi ci ritroviamo come ente provincia a gestire l'ordinario. Non ci sono alternative, la Regione deve prendersi in carico quello che le spetta e questo vuol dire che poi si potranno gestire con una società che può essere Veneto Strade, quel che è, però innanzitutto ognuno si deve prendere in carico quello che è proprio, punto e basta. La provincia sono anni che ormai sta facendo di tutto per tenere in piedi la baracca. Riclassificare le strade senza avere una visione di dove arrivano le risorse poi per gestirle è un grosso problema. Soluzioni è difficile trovarne, sono curioso di capire poi nella riunione cosa emergerà, insomma, perché chiaramente c'è forte preoccupazione su cosa succederà, sulla qualità appunto delle strade, della gestione delle strade e delle manutenzioni. Il presidente Roberto Padrin ha fatto un excursus storico sulla vicenda delicata della gestione delle strade, per la cui manutenzione fino al 2010 la contropartita dello Stato era pari a 15 milioni di euro, poi più nulla o quasi. Ieri Padrin si è incontrato con l'assessore regionale Elisa De Berti per fare il punto della situazione tutt'altro che fluida. Il rischio è che la gestione delle strade possa diventare il grimaldello di una battaglia ad uso e consumo della politica. Abbiamo eletto un presidente e un consiglio provinciale proprio perché dia delle soluzioni al territorio. La provincia è dei sindaci e probabilmente con una condivisione su questi temi si potrebbe trovare la quadra. Così i sindaci del Bellunese, andiamo in pubblicità un paio di minuti e torniamo subito da voi. A tra poco. Di
nuovo in diretta con Focus TG, si parla molto di questi tempi ovviamente di lavoro e di economia. Ci sarà un importante convegno a Treviso il 5 maggio al Fogher dalle 17:30 alle 19:30 alla presenza del Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, e sentiamo di cosa si tratterà con Silvia Carpanese, esponente di Fratelli d'Italia. Buonasera Carpanese. Buonasera direttore. Scusi, buongiorno, io dico buonasera perché sono abituato a Focus la sera, ogni tanto mi scappa il buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Senta, che cosa accadrà allora in questo incontro? Sì, il convegno è stato organizzato dal Dipartimento Commercio di Fratelli d'Italia regionale in collaborazione con il Dipartimento Regionale Formazione. Vedrà coinvolte direttamente le associazioni di categoria, infatti parteciperanno i presidenti delle associazioni di categoria da Confartigianato, Imprese Veneto, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti. Ci sarà anche l'intervento del dottor Callegari di Union Camere e poi anche l'intervento del vicepresidente nazionale di Federterme afferente a Confindustria Veneto Est. Il tema riguarda gli scenari locali e nazionali, la tutela del Made in Italy nel mercato attuale, con particolare riguardo al nostro tessuto produttivo veneto che, come sappiamo, è caratterizzato dalle piccole e medie imprese, a garanzia e tutela dei brevetti, delle proprietà intellettuali, ma anche di quel sistema produttivo che dà sviluppo e lavoro nella nostra regione. Il convegno è organizzato in Treviso all'Hotel Al Fogher. Interverranno il senatore Luca De Carlo, che tra l'altro è presidente della Commissione Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e addirittura Agricoltura, quindi un comparto molto vasto, coordinato appunto dal presidente senatore Luca De Carlo di questa commissione al Senato, che è anche il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che ha dato l'opportunità insieme a Giuseppe Montuori, il coordinatore provinciale di Treviso, di organizzare questo importante appuntamento di confronto e di concertazione con le categorie economiche. Sarà presente e interverrà anche l'onorevole Marco Osnato, che è presidente della Commissione Finanze alla Camera per Fratelli d'Italia. Lei, dottoressa Carpanese, si occupa, è responsabile della regionale del Dipartimento Commercio. Che dati ci saranno sul commercio, cioè qual è dal suo osservatorio la situazione in Veneto? Sicuramente in questo momento le attività che riguardano questo comparto stanno riprendendo dopo la pandemia e c'è stata complessivamente un miglioramento per quanto riguarda anche le attività dei servizi, con un'attenzione particolare al commercio estero. Proprio le aziende che riguardano il comparto, ad esempio del packaging, dell'edilizia, per quanto riguarda l'edilizia in particolare in Treviso, hanno dimostrato che anche attraverso i consumi e le società di distribuzione del commercio queste attività e queste aziende sono riuscite in questi ultimi 2 anni a riprendersi dopo la pandemia e ad esportare anche qualità e prodotti con brevetti all'estero, in particolare nel mercato degli Stati Uniti e in Europa. Poi per quanto riguarda invece la provincia di Vicenza, il fiore all'occhiello è proprio quello relativo alle concerie, e per quanto riguarda la provincia oltretutto di Padova, il settore della meccanica ha dimostrato lo stesso un trend positivo. Bene, grazie Carpanese, abbiamo dei tempi limitati nei telegiornali. Sì, certo. Grazie molte, ricordo domani il convegno a Treviso alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Grazie molte, buona giornata, arrivederci, grazie molte. Grazie a lei, direttore. Allora andiamo avanti andiamo a Cortina d'Ampezzo, dove sono stati inaugurati i lavori eseguiti da Genio Civile e Servizi Forestali lungo l'asta dei torrenti Boita e Bigontina per la messa in sicurezza dell'abitato di Alverà. E visto quello che è successo già in Veneto e quello che sta accadendo in Emilia-Romagna, questi interventi sono veramente fondamentali e dopo le grandi alluvioni del Veneto
sono stati messi in opera 900 cantieri proprio per rafforzamento degli argini, per bacini di laminazione, quindi oggi questa regione, grazie a questi interventi, è molto più al sicuro. Sentiamo cosa succede a Cortina d'Ampezzo. Nel solo territorio del comune di Cortina d'Ampezzo abbiamo investito in questi ultimi 3 anni quasi 26 milioni di euro in vari cantieri, uno lo vediamo alle mie spalle. Quasi 26 milioni di euro per la sicurezza del territorio. La Regione Veneto ha investito prima e dopo la tempesta Vaia lungo l'asta dei torrenti Boite e Bigontina a Cortina d'Ampezzo. Interventi molto importanti per garantire la migliore sicurezza possibile ai cittadini. Nell'abitato di Alverà, travolto da acqua, massi e fango la notte fra il 4 e 5 agosto 2017, in cui perse la vita Carla Catturani, oggi simbolicamente il taglio del nastro per inaugurare i lavori eseguiti dalle strutture regionali, del Genio Civile e dei servizi forestali. Grazie ai nostri tecnici, alle nostre imprese, alle nostre strutture, che ringrazio, e che sono riuscite ad affrontare anche situazioni molto complesse senza mai tirarsi indietro, e hanno consentito la messa a terra di tutte queste opere. E questo anche grazie al fatto che sono riuscito a negoziare nell'ordinanza di protezione civile tutta una serie di deroghe. All'inaugurazione dei lavori presente il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi con una rappresentanza della giunta comunale. Questo è un inizio, perché poi oggi con l'assessore abbiamo parlato di altre opere che sono sul territorio, e quindi sono molto soddisfatto, soprattutto anche sollevato, perché noi come sindaci siamo un po' il capo espiatorio di tutto e anche responsabili. Sapere che un'area così particolarmente delicata è stata messa in sicurezza mi fa dormire un po' meglio. Gli interventi hanno riguardato opere di mitigazione, consolidamento degli alvei dei torrenti Boite e Bigontina, oltre alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa e idraulica fra Ponte Chiesa e Ponte Corona. È tutto per oggi, grazie a Andrea Basso e a Renato Capoglia in regia. Ci vediamo domani a mezzogiorno, stasera ovviamente a Focus alle 21:15. Arrivederci, buona giornata.